I locali del Termis Volley Paese in maglia blu, guidati da Matteo Pilotto e Walter Baldan, giocano con l'alzatore Claudio Scarfì, Massimiliano Giraldo opposto, il capitano Andrea Sutto e Livio Merlo schiacciatori, Paolo Frassone e Alessandro Pin centrali, Rocco Imoli libero. Gli ospiti padovani del Massanzago in divisa nera, allenati da Antonio Casarini ed Ennio Favaretto, schierano Francesco Rizzato alzatore, Alessandro Vedoato opposto, il capitano Flavio Babetto e Raffaello Macente schiacciatori, Alessio Belliato e Walter Barban centrali, Mattia Carraro libero. Le prime fasi del match vedono le squadre procedere appaiate, forzando la battuta ma raccogliendo molti più errori che non punti diretti. Il Massanzago va a segno dai lati con Babetto e Vedoato grazie alle alzate smarcanti di Rizzato. I locali difendono e murano ma sbagliano una quantità esagerata di servizi. Coach Pilotto opta per il doppio cambio. Dentro l'opposto Luigi Molin per Scarfì e l'alzatore Alessandro Brunetta per Giraldo. L'equilibrio cessa sul 12 pari col break degli ospiti che si portano avanti di 3 punti grazie a un attacco errato e a un'invasione del Paese, che però rientra sul 18-17 colpendo con Molin e Pin. La regolarità in attacco e la maggiore incisività in battuta premiano il Massanzago, che colpisce col micidiale Flavio Babetto riallungando sul 22-18. Lo stesso Babetto piazza un servizio vincente proiettando sul 24-19 i ragazzi di Casarin, che vincono il primo set col formidabile diagonale di Raffaello Macente. Il Termis Paese riparte con Molino opposto e la coppia Merlo-Sutto in banda, mentre il secondo libero Stefano Baggio subentra a Rocco Imoli. L'avvio della ripresa ricalca quello del set iniziale, con 2 sestetti molto fallosi in battuta e in attacco. Gli ospiti dimostrano una buona confidenza nelle azioni in schema coi centrali, denotando peraltro qualche pecca in ricezione e alcune imprecisioni in attacco che consentono al Paese di condurre con 1 o 2 lunghezze fino al 9-6, quando il Massanzago cambia marcia e infila un break di 5 punti ribaltando la situazione sull'11-9. I locali fanno capire chiaramente di essere in serata no, apparendo lenti in difesa e poco incisivi in battuta. Nella metacampo trevigiana cadono palloni non certo irresistibili. Il Paese resta in scia fin sul 14-13 quando un blackout in ricezione sul servizio di Vedoato fa scattare sul 17-13 i padovani, che poi sfruttano altre amnesie della seconda linea locale e colpiscono in contrattacco con l'opposto Vedoato volando sul 23-16, conquistando comodamente il secondo parziale per 25-18 col muro vincente di Alessio Belliato su Alessandro Pin. Matteo Pilotto cambia formazione inserendo il centrale Stefano Vendramin per Pin e l'opposto Albino Albanese per Molin, mentre Giraldo viene spostato in banda al posto di Sutto. Le persistenti difficoltà del Paese in ricezione, gli errori in attacco e alcune infrazioni in palleggio mandano avanti gli ospiti sul 5-2, facendo pensare al peggio il pubblico locale. Invece i ragazzi in blu, grazie ai primi tempi di Frassoni e ai positivi attacchi di Merlo, riescono a recuperare sul 5 pari, restando quindi agganciati al Massanzago fino a metà della terza frazione, quando fanno il break grazie alle efficaci conclusioni da posto 4 di Giraldo e Albanese, sommate a 2 muri vincenti consecutivi dello stesso Albanese su Babetto, portandosi al comando sul 16-13. Gli ospiti si disuniscono in ricezione e calano nettamente in attacco subendo la forte opposizione del muro trevigiano che blocca Alessandro Vedoato. Antonio Casarin corre ai ripari procedendo alla sostituzione di Babetto con Cristian Vedoato, ma il cambio non dà l'esito sperato perché la ricezione continua a vacillare, impedendo agli ospiti l'impostazione di valide azioni d'attacco, mentre Livio Merlo e Stefano Vendramin prendono a pallate la difesa padovana proiettando i ragazzi in blu sul 23-16. Finale tutto in discesa per gli atleti del Termis Paese, che finalizzano con 2 violenti primi tempi di Vendramin seguiti da quello conclusivo di Paolo Frasson, mandando in archivio il terzo set sul 25-19. I locali sembrano poter tornare in partita mettendo in difficoltà la seconda linea padovana con le battute di Paolo Frassone e con le potenti schiacciate di Merlo, che mandano avanti i trevigiani sul 5-3, quindi sul 7-5. Gli ospiti non si scompongono e rispondono con le bordate di Babetto che attacca senza muro, magistralmente smarcato dall'ottima regia di Rizzato. Il sostanziale equilibrio termina sul 9 pari
quando una ammonizione al paese per proteste, una doppia di Brunetta e un attacco fuori di Albanese propiziano l'allungo dei padovani sul 12-9. Begliato e Barban martellano su primo tempo, poi un filotto di due brutti errori in ricezione del libero Imoli proiettano i ragazzi in nero sul 16-10. Rientra Molin per Albanese. Il servizio di Merlo e gli attacchi di Giraldo fanno scattare la decisa rimonta dei locali, che con un break di 5 punti riaprono il set sul 18-17, ma il Massanzago lo richiude subito a suon di muri e contrattacchi vincenti di Viedoarte e Macente, tramortendo e staccando il Termis sul 22-17. Un madornale errore in attacco di Frassone e un altro giallo per proteste segnano la resa del paese. Gli ospiti volano sul 24-19 mettendo fine al match col contrattacco vincente dell'ottimo Raffaello Macente. Siamo arrivati qui concentrati, sapevamo che loro sono una buona squadra, abbiamo lavorato molto in settimana sulla battuta e anche sulla ricezione, anche sull'attacco. Sapevamo che non era una passeggiata, loro sono primi in classifica, noi siamo lì. Dall'inizio dell'anno abbiamo sistemato delle cosine che non andavano, abbiamo riassettato un po' la squadra. Una vittoria che sicuramente ci fa ben sperare per i playoff, perché in ogni caso noi non eravamo matematicamente certi di questa prospettiva. Sta tutto nelle nostre spalle adesso, noi non possiamo, non dico sbagliare, però dobbiamo fare altre prestazioni così convincenti, difendendo, battendo e cercando di evitare questo terzo set maledetto che ogni volta ci porta a perdere concentrazione, entriamo in campo demotivati, sembra che sia già vinta la partita. E questa è una grossa lacuna per una squadra che punta a fare i playoff o che punta a qualcosa di più ambizioso come potrebbe essere il Massanzago di quest'anno. La ricezione è mancata un po' troppo, infatti il palleggiatore ha dovuto andare un po' troppo in giro per il campo a rincorrere i palloni. Siamo un po' sottotono anche per il cambio di stagione e per la fatica di fine campionato che si comincia a sentire. Ci mancava un giocatore importante, una banda molto importante, speriamo con le prossime partite di portare a casa migliori risultati. Stasera è mancata un po' la ricezione, purtroppo in questi giorni abbiamo avuto delle difficoltà a causa degli spostamenti e quindi sono venuti a mancare degli equilibri, ma in prospettiva campionato siamo ancora per il momento in corsa e dobbiamo cercare di crederci anche perché gli impegni che avremo da oggi in avanti non sono sicuramente facili. Abbiamo una finale di Coppa a giocare, abbiamo altre partite molto importanti con squadre di vertice nel nostro campionato, speriamo di riuscire, lavorando abbastanza bene in settimana, di tirarci fuori insomma, di questo momento un po' negativo. Sarà una cosa molto difficile, ma insomma, ho fiducia nei miei ragazzi, abbiamo lavorato bene fino a questo punto, credo che credendoci e lavorando bene si possa ritornare ad avere i risultati che abbiamo avuto fino a questo momento.